Buongiorno a tutti ragazzi, una nuova fase di maltempo è pronta a colpire l'Italia, anche se oggi in effetti ci sarà bel tempo qua, diciamo ci sarà bel tempo quasi ovunque, però ragazzi diciamo che ci saranno aumenti di scirocco che soffieranno impetuosi tra poche ore. Ciao avvocatella. Quindi diciamo con raffiche anche oltre gli 80 km orari. Quindi ragazzi, diciamo che le condizioni sono previste in... Ciao, good morning, Ungle. Sono in peggioramento. Per oggi è tutto a posto, quindi oggi sarà una giornata, diciamo, solo con forte vento. Invece poi da domani ci saranno sia il moto ondoso che è previsto in aumento grazie anche comunque alle forti raffiche di vento. Ciao Andrea, ciao. Quindi diciamo ci sarà anche la tramontana e qui il mare. Ciao Antonio, risulterà molto agitato, quindi da mosso a molto mosso, quindi mi raccomando di non andare sui porti a vedere il mare agitato, anche perché, come ben sapete, l'ho detto un sacco di volte, un'onda vi può trascinare direttamente nel mare, quindi evitate di andare a guardare il mare quando sta in tempesta. Molto attenzione domani, mi raccomando, in Toscana. No, 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 io diciamo in effetti prendo le notizie di tutti i meteo, le metto a confronto e poi faccio un video di quello che io diciamo ho raccolto in tutti questi meteo che controllo tutti i giorni per vedere se combacio tutte le cose in effetti. No, secondo me no, Uncle, secondo me è una cosa strana in effetti, non può scoppiare una videocamera. Cioè può prendere fuoco, questo sì, ma scoppiare mi pare un po' esagerato. Sì, sì, ho visto, sì, sì, in effetti era già da 2 giorni che quella montagna andava a fuoco, sì, sì, l'ho visto, in effetti sì, è una montagna di Sarno e che il vento stanotte, diciamo, ha fatto peggiorare un po' la situazione. È un incendio doloso in senso che qualcuno l'ha dato fuoco, in effetti. Allora, il tempo oggi sarà, diciamo, in tutta Italia buono, quindi a massimo nuvoloso qualche parte. Ci sarà molto vento, questo sì. Stasera un po' di pioggia, forse non è certo, sul Piemonte e sulla Liguria. Quindi oggi giornata normale con molto vento. Quindi questo. Domani invece il nord e il centro saranno molto, diciamo, tormentati dalla pioggia. In effetti i nubifragi, diciamo, si prevedono, ma non è detto che accadano in Toscana, diciamo nella Toscana, in effetti. Quindi a nord ci sarà pioggia, vento forte, al centro, diciamo, fino, diciamo, a Basso Lazio, cioè fino a Roma. Poi il sud Italia, ragazzi, come sempre a noi proprio ci schifa proprio il maltempo, bel tempo, quindi un po' di vento, un po' di frescura, ma niente di che. Quindi il maltempo domani sarà generalizzato al nord e al centro, in particolare sulla Toscana, quindi diciamo la Toscana sarà quella un po' più martellata dalla pioggia, quindi diciamo ci saranno i forti venti ragazzi, quindi scirocco e tramontana, quindi automaticamente anche il mare sarà molto mosso. Quindi in effetti un po' sulla Sardegna occidentale ci sarà un po' di maltempo, ma poi Sicilia, Campania sarà tutto ok. Diciamo dal Lazio in basso, dal Lazio a scendere in Sicilia sarà tutto bel tempo, quindi non vedo proprio assolutamente, diciamo, maltempo da nessuna parte. Ho visto tutti i meteo, quindi diciamo è così. Guarda, è strano perché una telecamera in effetti può prendere, diciamo, un cortocircuito, può prendere fuoco, però la prima volta che qualcuno mi dice è esplosa, cioè poteva prendere fuoco, questo sì, però è strano un poco, questo sì, cioè non lo so.
Sì, Marica, sì, te l'ho detto, sì, ho visto, sì, in effetti è una montagna di Sarno che sta andando a fuoco, quindi l'hanno fatto di proposito, quindi è doloso, infatti, quindi ho visto i vari articoli, è già da 2 o 3 giorni che sta in fiamme, diciamo, questa montagna, e stanotte è peggiorata un po' grazie al vento, in effetti. 80 km massimo più o meno, però calcola che andrà a peggiorare, quindi calcola che più o meno sui 100 km da domani, diciamo 80 km oggi, quindi in effetti domani sui 100 km, ma non di più. Però 100 km sono tanti ragazzi, quindi pensate che stanotte anche qui a terzo piano un casino, proprio il vento proprio si sentiva fischiare. E Marica, forse la tua linea, perché gli altri mi sentono bene, non lo so. Quindi forse un po' la tua linea non va bene, ci sta qualche problema. In effetti tutti quanti mi stanno sentendo bene. Quindi ragazzi, oggi la giornata sarà spettacolare, quindi a parte il forte vento, però stiamo bene. Non fa caldo, quindi lo so pure qua, guarda, io qua ieri sera pensavo che volavano i panni fuori, diciamo, in effetti avevamo steso la biancheria, meno male che non è volata via, ma io abito all'ultimo piano, ragazzi, sento proprio i fischi qua sopra, quindi sopra, diciamo, all'ultimo, quindi qua si sente proprio il vento proprio ululare, tipo come un lupo. Qui in effetti quando poi io c'ho il mare di fronte, quindi immagina che si incanala questo vento, diciamo, di tramontana, e fa paura proprio. Io da qui vedevo il mare agitato, penso un poco, ma in effetti, diciamo, con un ingrandimento riesco a guardare il mare da qua. Quindi stasera sicuramente, sì, ora è finita l'estate, stasera c'è la festa qui a San Matteo, qua a Salerno, quindi la festa patronale, e io voglio andare a vedere i fuochi, diciamo, a Salerno, in effetti, quindi starà pure come il cantante, ci sta Renzo Arbore che suonerà l'orchestra, diciamo, quella là italiana, come ospite ci sta lui, e poi a mezzanotte ci saranno i fuochi, diciamo, pirotecnici. E alla linea forse è lì che va a tratti, perché tutti quanti mi stanno rispondendo, quindi credo che mi sentano. Quindi ragazzi, diciamo che a mezzanotte faccio il video, sì. Faccio il video dei fuochi, sì, quello di Renzo Arbore, ragazzi, non lo posso fare perché ci sta il copyright, quindi non me lo faranno mettere, quindi è inutile che lo faccio. Però i fuochi posso fare la diretta, sì, farò una diretta più o meno, poi diciamo ve la vedete dopo, in effetti. Quindi scenderò da qui verso le 9, 9 e mezza direttamente, un giro per Salerno per vedere un po'. Sì, sì. A finale comunque ci saranno dei fuochi che dureranno più o meno una ventina di minuti, e voglio fare la diretta dei fuochi in effetti, quindi poi a parte che ci saranno bancarelle che faranno il pane con la milza, zucchero filato, quindi Salerno stasera starà pieno, quindi sarà come un uovo di Pasqua, quindi dovrò parcheggiare l'auto un po' più lontano e fare un po' a piedi perché stasera, ragazzi, ci sta il casino davvero. Poi comunque quando sarò su, diciamo verso le 8, diciamo le 9 e mezza, faccio una diretta dalla lungomare di Salerno, vi faccio vedere come è pieno in effetti. Poi a mezzanotte faccio una diretta, lo so, comunque a finale mia nipote vuole andare, mia mamma pure, i miei fratelli, quindi diciamo che ci siamo riuniti tutti quanti e andiamo in effetti. Andiamo tutti a vedere i fuochi, sì. Io sinceramente vorrei andare sul porto di Salerno, così da lì si vede ancora meglio.
e non mettermi diciamo nel casino in effetti, quindi mi faccio un giro prima della mezzanotte per la lungomare e poi mi vado a mettere sugli scogli diciamo del porto e rivedo. Lo so Massimo, sì, però qua per tradizione ci andiamo sempre, quindi o pioggia o freddo o vento ci andiamo lo stesso, quindi è una tradizione che portiamo sempre avanti, quindi io, mia mamma, i miei fratelli, diciamo, questa banda usciamo e andiamo, quindi sicuramente al 100% andremo, quindi anche se stiamo pensando prima di andare a mangiare una pizza e poi di andare a vedere i fuochi. Cena messicana. Sì, sì, ti mantieni leggero, avvocato, come sempre. Francesco, ragazzi, sono 3 giorni che non si sente più oramai, secondo me, o è morto di fame, che con sta dieta che sta facendo ci è rimasto. Alessandro si è perso nel frigo, non lo vediamo più. No, no, stasera noi andiamo prima a mangiarci una pizza tutti insieme e poi... Sì, sì, Renzo Arbore è quello là napoletano, quello che fa musica classica napoletana, sì. Quello che canta tipo Sarracino, Sole mie, tutte canzoni classiche napoletane in effetti. Quindi è bello da vedere al finale. Però non lo posso fare la diretta ragazzi perché lì il copyright è proprio obbligatorio là. Quindi mi dispiace non poter fare un video. Se mai faccio il video lo metto su Facebook, questo sì, ma su YouTube non posso perché non si può. No, noi la verità andiamo a mangiarci una pizza verso le 9, fa, verso le 10 e mezza abbiamo finito, è tempo di parcheggiare l'auto, un giretto e vediamo i fuochi, quindi in effetti andiamo prima a mangiare la pizza e poi a vedere friarielle, salame piccante, quindi stasera devo scassare, avvocato. Sì, sì, io sono andato a casa da mamma poco fa, papà aveva una ciotola di pasta. Ciao Marica, quindi aveva una ciotola di pennette con friarielli e salsiccia. Ho detto la faccia, papà, ti stai mandando energie. Papà pure fa paura a mangiare, anche se è snello, però se lo vedete di mangiare fa quasi paura. Noi, i friarielli da noi, ma non so se stiamo dicendo la stessa cosa, perché i friarielli a Napoli sono i peperoncini verdi, i friarielli a Salerno sono i broccoli, quindi diciamo che è questo ragazzi, che diciamo la differenza tra Napoli e Salerno è questo, che loro i friarielli sono i peperoncini diciamo verdi, per noi invece i friarielli. Ciao Andrei, tutto bene? Quindi diciamo che adesso incominceranno a uscire i broccoli come li chiamiamo noi e facciamo broccoli e salsiccia noi qua. Sì, ma ci vuole la mozzarella di bufala al finale. Anche se caccio tanto latte, quindi... E qua vogliono cuore i ragazzi oggi, eh. Quindi ragazzi diciamo che la mozzarella di bufala sulla pizza va bene, però caccia troppo latte, quindi dopo la pizza si bagna troppo, quindi in effetti sulla pizza è meglio mettere fior di latte in effetti. Niente, volano cuori qua Andrea, ma nulla di più. Vabbè ragazzi, io vi auguro buon appetito a tutti, è quasi orario. Io non so che mangiarmi oggi, però
qualcosa di veloce perché stasera mi voglio fare una bella pizza, quindi oggi faccio una cosa veloce veloce. Poi stasera sicuramente la partita di calcio, beata a te Andrea. No, noi facciamo sport a tavola, quindi a noi è diverso. Noi facciamo sport da tavola. Vabbè, ragazzi, vi saluto, vado a vedere che cosa mangiare, anche se la verità non lo so. Oggi fa freddo, quindi qualcosa di caldo, non qualcosa di freddo, quindi campione di bocce, quindi pure noi, io e Avvocatella, campioni di forchetta. Quindi noi abbiamo, Francesco ci ha abbandonato, invece Alessandro è forte come noi, Alessandro è campione di forchetta e coltello. Quindi noi facciamo altri sport, sport più salutari. Facciamo sport da tavolo. Vabbè, vai io. Ci sentiamo dopo, quindi vado a vedere che cosa mangiare perché c'ho un languorino. Marica sta proprio a cuori, 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 cuori. Tutti quanti cuore, nuvole, oggi è nuvoloso il tempo, loco. Come questa bella foto che ho messo. Vabbè ragazzi, vi saluto. Facciamo a vedere che già combinato perché sennò va a finire che oggi non si mangia. Ciao ciao a tutti ragazzi. Cafra, bacia, cuore e un casino, vabbè.